Gli avvocati di Agrigento a convegno intitolano la scuola forense al collega Massimo Cammalleri. In ascesa il gradimento del presidente che raccoglie consensi sui temi del caro voli e stop ad autorizzazione ad impianti fotovoltaici, ma la CGIL è sul piede di guerra e avvia raccolta firme per l'autonomia differenziata. Il cartello sociale insorge, ok agli assessori rimessi in funzione, ma pazienti e cittadini necessitano di altro e tornano a chiedere un nuovo incontro a Zappia, da un mese mai concesso, mentre chiude chirurgia a Canicattì e dovrà fare fronte all'emergenza il San Giovanni di Dio. Gli 11 milioni della discordia tra maggioranza ed opposizioni a Favara. Intenso e ricco il fine settimana calcistico e la pallavolo, Acragas, Pro Favara e Fortitudo coinvolti in match decisivi, tifosi in grande attesa. E ben trovati dalla redazione di TVA Notizie. La scuola forense, organismo interno dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento, stamane è stata intitolata all'avvocato Massimo Cammalleri. Dell'iniziativa, celebratasi all'interno dell'aula Livatino del Tribunale di Agrigento, ci sono le interviste che ci racconteranno tutto. La scuola forense di Agrigento, intitolata stamani al professor Calogero Massimo Cammalleri, recentemente scomparso all'età di 57 anni dopo una breve malattia. La cerimonia, che si è svolta stamani presso l'aula del Tribunale di Agrigento, ha visto i saluti del presidente dell'ordine, Vincenzo Gaziano, degli avvocati di Agrigento, poi gli interventi di Massimiliano Marinelli, ordinario del diritto del lavoro all'Università di Palermo, di Riccardo Gentile, dottore di ricerca Università di Palermo, e le conclusioni di Luigi Milone, direttore della scuola forense. Nel corso della cerimonia è stata anche scoperta una targa di intitolazione al professore Calogero Massimo Cammalleri. Entrato di ruolo nell'Ateneo nel 1994, Cammalleri è stato avvocato cassazionista. Presenti anche i familiari dell'avvocato, commossi per l'evento. A nome mio e della mia famiglia ringrazio il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento, il Presidente del Consiglio dell'Ordine, l'Avvocato Vincenzo Graziano, per questo riconoscimento, per aver voluto rendere imperitura la memoria di mio padre. Per noi è un grande motivo di orgoglio. Quindi grazie consiglieri tutti e a chiunque abbia voluto partecipare a questa iniziativa. Grazie. Voglio semplicemente ringraziare tutto il Consiglio dell'Ordine, perché non è un fatto assolutamente scontato che questa scuola venisse intitolata a mio marito Calogero Massimo Cammalleri. Tutto avrei pensato tranne di vedere la scuola intitolata a lui, però è un momento veramente bello e vorrei esprimere pubblicamente a tutti il senso di gratitudine che io ho verso gli amici del Consiglio dell'Ordine, il Presidente, la collega Gaziano e tutti i componenti che sono stati tutti amici di Calogero e che hanno reso la sua memoria veramente eterna nel tempo, tra l'altro in un posto dove lui ha speso la sua vita e per cui ha speso la sua vita. Grazie. E poi vorrei approfittare anche di questi microfoni per ricordare e ringraziare quello che lui in questa sede definì amico, che è il collega e amico Vincenzo Avanzato. Anche lui, assieme a tutto l'ordine, ha contribuito a porre questa targa in quest'aula. Grazie a tutti. Avvocato, qual è il ricordo che conserva di suo fratello? Una domandona, insomma, però una persona di tale ricchezza morale e intellettuale che veramente fissare un ricordo è pressoché impossibile, però posso dire che la testimonianza che oggi verrà resa dice più di quanto potrei dire io. L'affetto, l'amicizia e la dedizione che questa scelta implica da sole valgono ogni tipo di ricordo e ogni adeguata commemorazione. Mi scuso, ma l'emozione mi sopraffa. Quanto è importante anche l'esempio delle persone che hanno dato parte del loro impegno all'ordine.
Sì, è molto importante, d'altronde la figura del professore avvocato Cammalleri è ricordata non solo qui ad Agrigento dall'Ordine, ma anche all'Università di Palermo. È stato docente del nostro dipartimento per molti anni ed è ancora molto ricordato dagli studenti che hanno avuto la fortuna di poter seguire le sue lezioni. D'altronde noi, come già Università di Palermo e come Dipartimento, abbiamo reso omaggio alla memoria del professore Cammalleri intitolando la nostra biblioteca e mi fa piacere oggi essere qui ad Agrigento per questa meritoria iniziativa dell'Ordine degli Avvocati. Proprio così si svolge oggi nell'aula di Vallivatino del Tribunale di Agrigento la cerimonia di intitolazione della scuola forense dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento, che sarà intitolata al compianto professore avvocato Calogero Massimo Cammalleri. È non soltanto un gesto di gratitudine a colui il quale è stato il fondatore, l'ideatore, che tanto si è speso con passione e abnegazione nella istituzione della scuola forense in seno all'Ordine degli Avvocati, ma vuole essere anche un modo per ricordare la sua figura ai giovani praticanti che la frequenteranno prima di accingersi a effettuare l'esame di abilitazione degli avvocati, di avvocato. Una figura di intellettuale straordinaria, poliedrico, un grande giuslavorista, appassionato di diritto e di diritti, un uomo di grande dirittura morale, rispettosissimo delle istituzioni, e sono proprio questi gli ideali che erano i suoi, che rappresentano la nostra scuola forense, che vorrà trasmettere ai giovani praticanti che la frequenteranno di qui a poco. Diversi interventi oggi durante l'iniziativa? Oggi ci saranno interventi di primo rilievo perché oltre a partecipare l'avvocatura agrigentina alla manifestazione è presente l'Accademia e quindi diversi professori della Università di Palermo che interverranno, tra tutti l'ordinario di diritto del lavoro, il professore Marinelli, è presente anche il direttore del Dipartimento che è il professore Angelo Mineo, presenti anche e facenti parte del comitato scientifico della scuola forense Cammalleri, anche diversi professori di Unipa e di LUMSA, tra gli altri la professoressa Siracusa, il professore Puma, la professoressa Spataro, la professoressa Cavallaro, oltre a diversi avvocati di grande esperienza del nostro foro che collaboreranno in sinergia per l'attivazione dei corsi che sarà prossimamente. È la battaglia contro il calo voli, della quale siamo comunque in attesa di effetti concreti sulle tasche dei viaggiatori siciliani, e lo stop alle autorizzazioni agli impianti fotovoltaici fino a quando non ci sarà una norma che li regola hanno determinato consensi e gradimento per il presidente Schifani. È infatti di oggi un sondaggio realizzato da Noto Sondaggi che conferma che se si votasse oggi il 52% dei siciliani gli darebbe il voto e ben il 55% dichiara di avere fiducia nel suo operato. Il 48% è poi convinto che Schifani riuscirà nei prossimi anni a migliorare le condizioni economiche della Sicilia. Ma non è così per i sindacati, o quantomeno per la CGIL, che insorge sul piede di guerra sul tema dell'autonomia differenziata. Forte dissenso esprime nei confronti del presidente della regione Schifani, che ha accettato la proposta dando il via libera della regione siciliana in conferenza Stato-Regioni. E per la CGIL è un provvedimento iniquo che proprio per questo necessita di forti prese di posizione, e la CGIL lo fa avviando una raccolta di firme con la quale si chiede a Schifani di recedere da quanto già concordato. E uno dei temi che per quanto riguarda l'autonomia differenziata e di maggiore impatto è la gestione della sanità, e noi entriamo adesso in tema di sanità, perché va bene riparare gli ascensori al San Giovanni di Dio, ma alla sanità agrigentina serve altro. Lo sostiene il cartello sociale, che ha proprio sul tema emanato una forte nota nella quale si rammarica fortemente
per un incontro richiesto al commissario Zappia e mai concesso. Sentiamo. Arriva puntuale una nota stampa del cartello sociale della provincia di Agrigento in merito all'ospedale San Giovanni di Dio. È bene riparare gli ascensori, ma c'è ancora tanto da fare all'ospedale di Agrigento, trascorso quasi un mese dalla data in cui si è chiesto un incontro con il commissario Zappia per fare il punto sulla situazione della sanità agrigentina, anche alla luce di alcune vere e proprie emergenze, come ad esempio il pronto soccorso, che versa in condizioni drammatiche per chi ha la sventura di doverlo frequentare. Il cartello sociale nella nota afferma come avevamo fatto notare, al di là delle dichiarazioni prima del voto da parte del Presidente della Regione, sia mancata quella particolare attenzione, come preannunciato, alle aree di emergenza territoriale, per evitare le lunghe attese, a volte in situazioni logistiche che mortificano la dignità umana. Avevamo fatto notare altresì come molti interventi finanziati col PNRR avrebbero potuto garantire la creazione di nuovi reparti di emergenza, oltre all'assunzione di personale. Avevamo evidenziato che i concorsi per assumere i nuovi medici vanno deserti, specie negli ospedali di periferia, e che le cause di questo fenomeno sono molteplici. Avevamo anche sottolineato come era urgente porre rimedio al pauroso vuoto che si è venuto a creare delle figure sanitarie che sono spesso causa dello sfogo di tanti cittadini esasperati per un servizio insufficiente contro il personale sanitario. Avevamo posto l'attenzione sulla medicina del territorio inesistente, considerato che addirittura si chiudono persino i pochi presidi nei comuni e la cosiddetta continuità assistenziale diventa un miraggio. Vedi tra gli ultimi comuni a non avere più assistenza come il comune di Naro, di Castrofilippo e di Aragona. Quindi il cartello sociale conclude dicendo: prendendo atto che il nuovo assessore si trova al lavoro da poco tempo, avevamo riconosciuto che finora non si è avvertito nessun cambio di passo, mentre si apprende che l'assessorato si muove per operare a un taglio di 120 milioni di euro per coprire il buco che si è riscontrato nei conti della nostra sanità isolana. L'auspicio è che il direttore dell'ASP di Agrigento possa trovare il tempo per un momento di confronto sui temi richiamati al fine di scongiurare azioni di mobilitazione popolare atte a rivendicare servizi sanitari con standard minimi di civiltà. E restiamo in tema di sanità perché il già congestionato San Giovanni di Dio dovrà anche assorbire i pazienti del reparto di chirurgia dell'ospedale Barone Lombardo di Canichetti, che è stato chiuso dopo che l'ultimo medico in servizio è andato in pensione. È una notizia questa che si incardina perfettamente tra le criticità denunciate poco fa dal cartello sociale. E cambiamo pagina, andiamo adesso a Favara, dove ci sono 11 milioni di euro che certamente non sono pochi, che creano scompiglio tra maggioranza e opposizione. La maggioranza si dice preoccupata per una possibilità che veda persa per colpa dell'opposizione un'occasione che rischia di vanificare la demolizione e la ricostruzione della scuola Mendola, la costituzione di 3 comunità energetiche ed altro. E Giuseppe Moscato ha sentito il sindaco Antonio Palumbo. Siamo convinti che non si tratta, secondo noi, della materia oggetto del Consiglio Comunale. Il contendere sindaco forse dal punto di vista politico, organizzativo, del prosieguo dell'amministrazione. Sono illazioni o vediamo bene? Guarda, questo dovrebbero dirlo loro chiaramente. I segnali, i messaggi che arrivano sono preoccupanti e sono di totale irresponsabilità nei confronti della città da parte di questo Consiglio, della maggior parte di questo Consiglio Comunale. Però dovrebbero avere il coraggio di dirlo chiaro, dovrebbero avere il coraggio di dire chiaramente che vengono utilizzati gli interessi della città, viene colpita la città per cercare di, tra virgolette, ricattare il sindaco o costringerlo a fare qualcosa che loro vorrebbero. Io vorrei ricordare a tutti che sono stato eletto con un mandato chiaro. Quando mi sono presentati i cittadini ho detto chiaramente che avremmo smesso e chiuso con tutto quello che era la cattiva abitudine, la mala politica.
Sembra guerra aperta e dichiarata a Favara, con l'opposizione in Consiglio Comunale, che poi è una maggioranza numerica che diserta la seduta, non permette che si svolga la riunione e quindi che vengono esaminati ed eventualmente approvati gli atti deliberativi inseriti all'ordine del giorno. Sindaco, che cosa succede? Ma poco fa hai detto sembra una guerra, in realtà c'è di capire se c'è qualche consigliere comunale che fa guerra alla città, perché non è una guerra al sindaco. Vedete, io sono d'accordo che sulle scelte, diciamo, che possono dividere ci possa essere un comportamento del consiglio comunale diverso, possa votare sì, no, contro, ma fare in modo che non vengano portati avanti o approvati atti che vanno nell'interesse della collettività mi sembra qualcosa che è inqualificabile, non si può assolutamente qualificare. Stasera noi avevamo in Consiglio Comunale, come ieri sera, qualcosa come più di 11 milioni di euro di finanziamenti che faticosamente questa amministrazione ha portato avanti. Bisogna creare capitoli, fare le variazioni in bilancio e il Consiglio Comunale ha deciso, la maggior parte dei consiglieri comunali ha deciso di non partecipare alla seduta, non avevano importanza. Cioè Favara non ha bisogno della scuola Mendola, Favara non ha bisogno di 60.000 euro di finanziamento per servizi al cittadino, Favara non ha bisogno di creare comunità energetiche. Ma una delle tante accuse che abbiamo rilevato è il fatto che il Consiglio Comunale, o meglio i consiglieri comunali di opposizione, si sentono esclusi dalla vita amministrativa del Comune, con notizie che loro non hanno, con esclusioni di progetti, con esclusioni addirittura di programmazione. Praticamente dicono che il sindaco non colloquia con loro. Anche questa è una leggenda metropolitana, loro cercano di far passare il messaggio che il sindaco non coinvolge, non è così. Su tutto quello che è di competenza del Consiglio Comunale il sindaco ha sempre avuto la massima collaborazione. Questo tipo di atteggiamento che loro portano avanti, questi comportamenti, hanno già comunque diviso il Consiglio Comunale, perché ricordiamo che oramai c'è una parte dei consiglieri comunali che hanno capito che non si può lavorare contro la città e che in modo corretto, coerente e responsabile oggi hanno tenuto i numeri, hanno cercato di far passare proposte e nel passato si sono resi disponibili a sistemare le cose. Parlo del gruppo dell'ADC ad esempio, che si è dimostrato molto responsabile, il consigliere Milazzo, il consigliere Gerlando Nobile, sono persone che hanno capito che con quel tipo di atteggiamento non si risolve niente. La porta del sindaco è sempre aperta per quello che è la collaborazione e il bene collettivo. Se si portano progetti, se si portano idee, se si portano cose che vanno nell'interesse della collettività, io sono pronto sempre a poter dialogare e portare avanti le cose. Se il ragionamento è devi darmi l'assessore perché io devo far contento chi mi ha votato o devi darmi la possibilità di nominare all'interno degli uffici dirigenti e quant'altro, non è questa la competenza del Consiglio Comunale. Ma l'opposizione è ferma su altre tesi e afferma quello che tra poco vedremo nell'intervista che Giuseppe Lentini, capogruppo di Onda Cambiare Passo, ha rilasciato a Giuseppe Moscato. Consigliere Lentini, qual è il motivo di questo scontro politico, se c'è? Ovviamente il Consiglio Comunale ha voluto lanciare un segnale forte e politico a questa amministrazione, per una serie di cose. È 1 anno e mezzo che noi in Consiglio abbiamo cercato di dare una mano all'amministrazione, ma spesso l'amministrazione si mette di traverso nei confronti dello stesso Consiglio e diciamo, dopo 1 anno e mezzo ci siamo stancati di non poter collaborare assieme all'amministrazione per il bene del Paese. È ovvio che le cose non vanno, sotto gli occhi di tutti Favara è diventato un colabrodo. Non più tardi di ieri ci è arrivata la proposta per le nuove tariffe Tari, dove ci sono almeno circa 140.000 euro di aumento. Quando l'anno scorso in Consiglio Comunale abbiamo votato il PEF eravamo stati rassicurati dal sindaco che era solo una somma previsionale e che in quest'anno si sarebbe fatto di tutto per abbassare i costi alla spazzatura. Per un servizio che diciamo funziona male non è possibile che l'inefficienza del servizio, meno è inefficiente il servizio più dobbiamo pagare. Uno scontro politico
finalizzato a che cosa? A un maggiore coinvolgimento del Consiglio Comunale o, come pensa qualcuno, anche a una rimodulazione politica dell'amministrazione? Peppe, innanzitutto secondo me non è necessaria una rimodulazione politica dell'amministrazione. La necessità è che questo sindaco si apra al Consiglio Comunale e alle forze buone della città, quindi non solo ai partiti politici, io mi riferisco anche all'esterno, ad imprenditori, a chiunque possa realmente dare una mano per far crescere questo paese. Lo scontro continuerà o vedi all'orizzonte dei motivi di unione? Non vedo motivi di unione, anche perché il sindaco ieri ha postato un post su Facebook dove cerca la rottura e non certo la collaborazione né con il Consiglio né con i partiti politici rappresentati in Consiglio Comunale. E qual è allora la soluzione? A oggi è difficile capire o pensare quello che può succedere domani. Spero che il sindaco si ravveda e che in uno spirito di collaborazione, mi ripeto, con il Consiglio Comunale, con le forze politiche presenti all'interno del Consiglio e con le forze buone della città che vogliono collaborare a far crescere questo paese e renderlo più vivibile. Apriamo adesso la pagina della cronaca. Un minore tunisino, 17enne, alloggiato presso una comunità di Aragona, è stato denunciato alla Procura dei minori di Palermo per avere minacciato un coetaneo con un coltello a serramanico di 10 centimetri. Questo governo abusivo, complice di chi traffica carne umana, e c'è dentro anche la nostra mafia, che oramai non ha più quella sensibilità e quel coraggio che aveva prima. Dove sono? Lo ha detto l'ex senatrice della Lega Angela Maraventano, e per questo è stata condannata ad 8 mesi di reclusione per istigazione a delinquere e apologia del delitto di associazione mafiosa. I fatti risalgono ad una sua dichiarazione rilasciata il 3 ottobre del 2020 a Catania nel corso di una manifestazione svoltasi alla vigilia dell'udienza preliminare del caso Gregoretti, in cui è stato imputato in qualità di ex ministro dell'Interno Matteo Salvini. E ancora cronaca, visitano un negozio di autoricambi, trafugano caschi, ricambi vari, serbatoi, accade a Naro, dove il proprietario non ha potuto fare altro che sporgere denuncia ai carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini. Circa l'ammontare non si sa ancora quanto sia, però si annuncia ingente, nella considerazione che sono stati portati via 50 caschi, 60 proiettori e 50 retrovisori per auto ed altro. Ancora brevi di cronaca, ci si chiede se sia tornato in giro quel soggetto che mira alle auto per rigarne con un chiodo la carrozzeria. Ce lo chiediamo tutti, perché il fenomeno che ha già in passato occupato le pagine della nostra cronaca torna ad essere vivo in città, perché 2 auto a San Leone Nuda ad Agrigento sono state fatte oggetto di questo tipo di danneggiamenti. Sono state sporte denunce alla polizia, che sta già visionando le telecamere di videosorveglianza di zona per risalire all'autore del gesto. E sono 250 i migranti dei 751 ospiti dell'hotspot di Lampedusa che in mattinata sono stati imbarcati sul traghetto di linea Galaxy, che giungerà in serata a Porto Empedocle. A disporre il nuovo trasferimento è stata la prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale. Ieri, a causa del mare agitato, non sono stati operati i trasferimenti. Solo una donna incinta che non stava bene è stata spostata con l'elisoccorso del 118 in ospedale.
E adesso la vicenda Waterloo, richiesta rinvio a giudizio per 35 e per 15 proscioglimento, è quanto richiesto dal procuratore reggente di Agrigento Salvatore Vella al termine della requisitoria dell'inchiesta Waterloo, che vede coinvolta Girgenti Acque, destinataria di una interdittiva antimafia nel novembre 2018, poi dichiarata fallita. Fra i reati contestati: associazione per delinquere, concorso esterno, abuso d'ufficio e truffa. Nella lista degli imputati ricordiamo vertici di Girgenti Acque, politici, professionisti e forze dell'ordine. E adesso apriamo la pagina di Infiorosa che ci dice che sono già al lavoro e 2 dei tappeti floreali sono già nelle mani degli infioratori di Noto. Uno riporterà lo stemma comunale, l'altro invece la trinacria. Vediamo. Antonella Airò, organizzatrice di Infiorosa 2023, la manifestazione ha avuto inizio. Sì, ha avuto inizio ieri con l'arrivo dell'Associazione Maestri Inviolatori di Noto. Sono già al lavoro. Abbiamo spostato l'inviolata al castello di Chiaramonte per una questione proprio di sicurezza, perché si prospetta maltempo, quindi abbiamo deciso di poter dare la possibilità a questi tappeti di poter essere visibili il più lungo possibile. Stanno realizzando 2 bellissimi tappeti, come soggetto uno è il logo del nostro comune, proprio per ringraziare come associazione quello che Favara sta facendo, sostenendo veramente in ogni aspetto la manifestazione, e l'altro è la Sicilia, la trinacria, perché l'evento Infiorosa 2023 è dedicato alla nostra regione meravigliosa. Intanto sono state spostate le date degli eventi. Sì, relativamente allo spettacolo sono state spostate di qualche giorno in attesa delle giuste autorizzazioni, perché la sicurezza prima di ogni cosa. Però sono stati confermati i contenuti: avremo l'Analfino, avremo Sasa Salvaggio, avremo i defilè, tutto quello che era nella scaletta è stata tutta confermata, quindi aspettiamo che ci diano le autorizzazioni e quindi possiamo partire con questa meravigliosa manifestazione. Per la realizzazione dei 2 tappeti floreali si è reso necessario anche il contributo piacevole dei fioristi di Favara. È stato indispensabile, perché ho proposto l'iniziativa ai miei colleghi e devo dire che l'hanno abbracciata tutti veramente con grande entusiasmo, e li voglio ringraziare in questo frangente uno per uno. Hanno contribuito proprio a livello economico a sponsorizzare il materiale i fratelli Costa, Noel Patti, Gaetano Matina, Tania Dillo con un fiore, Verde Dea, Piante e Fiori Macauda, e ci sono pure io, Fiorò. Li ringrazio veramente di cuore, perché proprio stanno permettendo a tutto Favara e a tutta la provincia di far conoscere il fiore in una connotazione completamente diversa di quello che si conosce. Ecco che in questo caso il fiore diventano 2 bellissimi tappeti. Grazie da parte mia di cuore ai miei colleghi. Cosa è necessario per realizzare questi 2 tappeti? Chiaramente la materia prima necessaria è i fiori. Per l'utilizzazione e per la colorazione di questi tappeti quindi vengono utilizzati diversi tipi di fiori. Innanzitutto abbiamo le gerbere, i garofani e le crisantemine. Per quali colori? Per quali colori? Le gerbere soprattutto per il bianco, il rosso, il giallo oro e l'arancio, e lo stesso sostanzialmente anche per gli altri tipi di fiori come i garofani e le margheritine, soprattutto quelle bianche e quelle gialle. E in questo caso utilizzeremo anche delle margheritine di colore azzurro. Utilizzerete anche del materiale vegetale? Oltre ai fiori chiaramente verrà utilizzato del materiale vegetale, fondamentalmente la crusca, e poi per le varie sfumature vengono utilizzate anche altri materiali come per esempio il caffè o eventualmente i chicchi di riso, normalmente anche per altri tipi di sfumature piselli secchi, semi di soia, lenticchie rosse, fagioli neri, eccetera eccetera.
1768 giorni è il titolo del documentario su Totò Cuffaro, che verrà presentato e proiettato il prossimo 4 maggio alle ore 18 presso il Cine Multisala Politeama di Palermo. La pellicola del regista Marco Gallo, che ha seguito l'ex presidente della regione dalla sua uscita dal carcere fino a oggi, accompagnando e filmando i suoi giorni in Burundi, il periodo della pandemia, il ritorno in politica, racconta parte della sua vita prima e dopo l'esperienza dal carcere. Un documentario dove emerge il lato umano del politico, passato dal potere al carcere fino alla sua riabilitazione. Sarà possibile acquistare i biglietti per assistere alla prima del documentario, il cui ricavato della serata sarà interamente devoluto all'associazione Aiutiamo il Burundi Onlus e contribuirà a far vivere e studiare i tanti bambini orfani del Burundi. E ogni giorno per 1768 giorni ho fatto 10 km e mezzo, che sono 60 giri di campo. Sono stato un uomo delle istituzioni, ho avuto un grande rispetto per la magistratura. Le mie irrevocabili dimissioni dalla carica di Presidente della Regione. Eleva la pena inflitta a Cuffaro Salvatore ad anni 7 di reclusione. Durante il carcere la paura più forte è stata quella di non farcela. Mi appresto ad andare a scontare la mia pena. Ha trattato quanto Salvatore Cuffaro, ex presidente della regione, condannato per mafia. La frustrazione dell'impotenza, io credo che o si impazzisce o si cresce. Mi scriveva che mi avrebbe fatto uscire dal carcere, anche se per un solo giorno ci è riuscito. Fatti un male alla Sicilia! Io che ruolo gioco? Totò, oggi libero! Libero! Basta. E quando mi mancavano le forze ho detto ma vaffanculo, io devo arrivarci, andavo. E adesso ci fermiamo un attimo per la pubblicità e torniamo tra poco con altre notizie. Enjoy Friuli, iniziativa organizzata dall'Associazione Italiana Sommelier di Agrigento e Caltanissetta, lunedì alle ore 19 presso l'Hotel Tre Torri, e sarà una serata per degustare 6 vini e prodotti gastronomici tipici del territorio a cura di Francesco Scalettaris, brand ambassador della DOC Friuli Colli Orientali e Ramaldolo, e l'Associazione Italiana Sommelier di Agrigento e Caltanissetta. Ed è stata celebrata ieri la giornata del mare con un folto numero di studenti provenienti dall'Istituto Nautico che sono stati accolti presso la Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, hanno visto come funziona la Capitaneria di Porto e a loro è stato mostrato in particolare cosa avviene nel corso di un incendio di un peschereccio con un ferito. Una simulazione, vediamo. È stata celebrata anche a Porto Empedocle la giornata del mare, istituita con il decreto legislativo 229 del 2017, con l'obiettivo di promuovere e sviluppare presso gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado la cultura del mare. Nella sede della Capitaneria di Porto Empedocle si sono recati le classi del terzo, quarto e quinto anno dell'Istituto Nautico Gallo, 48 studenti, nonché altri 19 studenti dell'Istituto Tecnico Fermi di Aragona. A fare gli onori di casa il comandante della Capitaneria di Porto, capitano di fregata Antonio Vendriglia, che ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa. La giornata del mare è stata istituita nell'anno 2017 con l'obiettivo di accrescere la consapevolezza ambientale nelle nuove generazioni, in particolare negli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Infatti oggi abbiamo qui tra di noi
gli alunni dell'Istituto Nautico di Porto Empedocle, l'Istituto Gallo, ai quali noi illustreremo le principali linee di attività della Capitaneria attraverso una presentazione e poi dopo saranno, diciamo, resi partecipi di una esercitazione in porto in cui verrà simulato uno scenario emergenziale che parte da un incendio a bordo di un peschereccio. Perché è importante questa giornata? Perché si deve trasfondere nelle nuove generazioni quella che si chiama la cultura del mare, che dovrebbe tradursi nella cultura delle responsabilità che ciascuno di noi deve assumere nel prendere atto, come diceva lei, dell'importanza vitale del mare, che va visto come patrimonio da salvaguardare per restituirlo integro alle nuove generazioni. Agli studenti sono state illustrate le linee di attività della Capitaneria di Porto, enfatizzando le funzioni legate alla tutela ambientale e della risorsa ittica. Presenti anche i marinai d'Italia e del gruppo Amni di Porto Empedocle. La giornata del mare, infatti, si fonda anche sull'apporto di esperienza del personale della Forza Armata in congedo, che rappresenta il legame con un passato che non si deve perdere nell'ottica della affermazione di un modello esistenziale basato sui principi dell'etica e della solidarietà sociale. Per noi docenti e studenti del nautico il giorno del mare è proprio una festa attesa, preparata durante tutto l'anno, dove i nostri ragazzi possono fondere sia le conoscenze teoriche sviluppate a scuola e metterle in pratica sfruttando anche l'esperienza degli ufficiali e dei sottufficiali della Capitaneria di Porto attraverso esercitazioni veramente realistiche dove possono loro capire effettivamente sia l'importanza del lavoro della Guardia Costiera, quindi della conoscenze marittime, sia l'importanza che ha anche questo tipo di attività sia sull'impatto marino sia sull'impatto comunque della sicurezza della navigazione civile. Quindi tutti in porto, dove è stata simulata una situazione emergenziale provocata da un incendio divambato a bordo di un motopeschereccio, alla quale si è fatto fronte sotto il diretto coordinamento della sala operativa della Capitaneria di Porto, con il supporto di un rimorchiatore e l'ausilio dei Vigili del Fuoco e del 118. Da ultimo sono state attuate le procedure operative in relazione allo sversamento di idrocarburi negli specchi acquei portuali provocato dall'incendio a bordo del motopesca. Le impressioni sono state delle impressioni molto forti, perché noi abbiamo provato a fare, a rappresentare, a replicare queste simulazioni che abbiamo visto oggi con la Guardia Costiera a scuola e abbiamo fuso queste cose insieme, abbiamo visto in prima persona queste cose tramite la Guardia Costiera, che hanno svolto un lavoro fantastico insieme alle altre istituzioni portuali che sono gli ormeggiatori, i pilota, eccetera eccetera. La tua passione per il mare nasce da cosa? Nasce sin da bambino, mio padre mi ha portato in barca, noi abbiamo la barca e quindi io sono stato sempre appassionato per il mare e quindi ho deciso di prendere questo percorso di studi. Un percorso di studi che ti porterà dove? In questo momento io sto facendo costruzione e impianti del navale, quindi sarò diretto a fare un'accademia di sala macchine o comunque fare un'ingegneria navale. E questo sarebbe l'obiettivo, ecco. Agrigento, capitale della cultura, può servire da traino per recuperare la caduta dei numeri del turismo verificatasi durante la pandemia e lo ha detto il ministro del turismo Daniela Santanchè oggi aprendo i lavori di Travel Expo. Ha preso il via con l'apertura dei lavori del patron Totipiscopo e un messaggio del ministro del turismo Santanchè la festa di primavera presso l'hotel Città del Mare a Terrasini. L'incontro è iniziato con un videomessaggio del ministro del turismo Daniela Santanchè che ha evidenziato che i numeri del turismo del 2023 fanno ben sperare perché sarà l'anno del sorpasso rispetto al 2019, cioè il periodo pandemico che fu un anno eccezionale. La Sicilia è una terra che ci riempie di orgoglio e che sta diventando sempre più una destinazione che raccoglie consensi ed è messa veramente bene.
Dobbiamo risolvere, afferma il ministro, il problema della destagionalizzazione e il turismo potrebbe durare 12 mesi l'anno. In questo può aiutare Agrigento, diventata capitale della cultura 2025. Toti Piscopo, cosa vuol dire 25 anni di Travel Expo? Vuol dire aver contribuito allo sviluppo turistico di questa terra, insomma. Infatti noi come manifestazione siamo stati protagonisti e a volte oltre che testimoni e cronisti di questo sviluppo. La Sicilia sembra tornare al centro dell'interesse turistico internazionale. Beh sì, la Sicilia attualmente vive un momento, devo dire, magico, insomma, perché è la destinazione turistica fra le più attrattive nel mondo digitale e quindi è un momento favorevole. Come possiamo proteggere questo momento magico e favorevole? Trasformando praticamente tutto ciò che era occasionalità in un concetto di sistema che possa essere pianificato e programmato. Oggi abbiamo superato quello che era la grande difficoltà legata a una cattiva immagine, a quelli che erano i problemi legati al problema di mafia, di terrorismo, eccetera, eccetera. Lasciato questi alle spalle, dobbiamo puntare a darci una visione di sviluppo strategico e individuare qual è il posizionamento della Sicilia turistica sui mercati internazionali. È una scelta che va, ed è un fenomeno, una scelta di un fenomeno che va governato. Sono veramente rammaricata di non poter essere con voi a questo importante evento, ma ci sono con l'anima, col cuore, con la passione e vi ringrazio per quello che state facendo. Voi sapete che i numeri quest'anno del 2023 per il turismo, avendo ormai anche il consultivo dei dati di Pasqua, ci fanno ben sperare perché questo, il 2023, sarà l'anno del sorpasso rispetto al 2019, cioè il periodo pre-pandemico che come voi sapete è stato un anno eccezionale. Quindi diamoci da fare tutti perché questo sorpasso è veramente importante per l'economia della nostra nazione perché il turismo è un volano veramente straordinario. Ma veniamo alla Sicilia. La Sicilia è una terra che ci riempie di orgoglio e che sta diventando una delle destinazioni preferite, più cliccate, sempre di più una destinazione che raccoglie più consensi, anche perché in Sicilia c'è tutto, dalle bellezze naturali a quelle culturali, a tutto il comparto enogastronomico. Quindi forza perché la Sicilia è messa veramente bene. Abbiamo un problema che insieme dobbiamo cercare di risolvere, che è quello della destagionalizzazione, soprattutto per una terra come la Sicilia, che ha un clima meraviglioso e che la stagione potrebbe durare tutto l'anno, 12 mesi all'anno, perché in questi 12 mesi tante sono le offerte che il vostro territorio ha e che sono di grande interesse per i turisti. Ma abbiamo un aiuto in più quest'anno, perché abbiamo Agrigento, capitale della cultura, e sono sicura che ci aiuterà non soltanto ad aumentare i flussi turistici, ma anche a destagionalizzare. Buon lavoro a tutti, vi abbraccio e sono con voi. E adesso lo sport, perché c'è grande attesa nei tifosi. Intanto cominciamo con l'Acragas, gli agrigentini, per una partita che potrebbe segnare il ritorno dell'Acragas in Serie D. Domani la squadra di mister Terranova incontra il Resuttana San Lorenzo, appuntamento alle 16:30 allo Stadio Esteneto. Vediamo. Eccellenza, ultimo atto. L'Acragas, per brindare alla Serie D, dovrà superare l'ultimo ostacolo stagionale, il Resuttana San Lorenzo. Tutto ciò a prescindere dal risultato che potrà ottenere l'Enna al Giovanni Bruccoleri contro la Pro Favara. Un torneo straordinariamente equilibrato che divide beffardamente le due squadre di testa da appena un punto. Molti rimpiangono i tempi andati quando chi arrivava a fine torneo nei primi due posti avevano diritto entrambi alla promozione diretta. E l'Acragas ne sa qualcosa quando in un torneo di Serie C2, stagione 82-83, allenatore Alvaro Biagini, piazzandosi alle spalle del Messina, riuscì ad approdare in Serie C1. Oggi, con le nuove regole, è cambiato tutto e dopo alcuni anni di purgatorio,
l'Acregas è pronto a ripartire. In città si respira aria di festa da un'intera settimana, i tifosi sono in allerta e fremono per invadere lo storico Seneto in ogni ordine di posti. La squadra ha avuto una settimana molto impegnativa, con tutti i calciatori tornati disponibili, compreso lo stesso tecnico Nicolò Terranova, che ha dovuto smaltire alcuni giorni di influenza. A questo appuntamento non vuole mancare nessuno. Ogni singolo calciatore tiene moltissimo a scrivere una pagina di storia biancazzurra e persino da ogni parte del mondo e dell'Italia sono pronti a collegarsi con lo Stadio Seneto per partecipare virtualmente alla sospirata promozione. La società infatti ha permesso una diretta streaming a pagamento per consentire ai tantissimi tifosi sparsi in ogni angolo della terra di partecipare all'evento. La prevendita sta andando molto bene e di certo il lungo pomeriggio calcistico riserverà tantissime sorprese organizzate in Curva Sud. Torna a disposizione Desiderio Garufo, uno degli artefici di questa cavalcata biancazzurra, ma la passerella finale sarà per tutti i protagonisti, società compresa insieme allo staff tecnico. Ma attenzione! Prima ci sarà da superare il Resultana do San Lorenzo, impelagato nella disputa dei play-out salvezza. In occasione della gara di andata disputata a Carini, l'Acregas si impose con il risultato di 0-3 con le reti di Barrera, Seminzin e Vitelli. Ex di turno il difensore Andrea Punzi, ma attenzione a Giampiero Clemente, bomber in grande forma. Intanto questo sabato mattina si è registrata una bella sorpresa per i calciatori. All'ingresso del settore ospiti, i tifosi della Curva hanno voluto salutare ed incitare i propri beniamini. Un'atmosfera molto carica ed elettrizzante per dirigere l'ultima gara di campionato del Seneto, Acregas Resultana San Lorenzo, inizio ore 16:30, è stato chiamato Nicolò Logaglio di Trapani, il quale verrà collaborato da Lorenzo Poma di Trapani e Roberto Frangetta di Catania. Mister, tutto in 90 minuti, la promozione dell'Acregas in Serie D passa dall'Seneto, passa dalla sfida contro il Resultana San Lorenzo, serve la vittoria per festeggiare il salto di categoria, ma attenzione, gli avversari hanno bisogno punti per centrare la salvezza e allora ti chiedo che partita sarà domani? Sarà una partita dove ci vorrà grande resilienza. Bisogna essere bravi nel mantenere sempre alta la concentrazione. Sappiamo benissimo che l'avversario viene a giocarsi la salvezza, però come ho detto sabato scorso dopo la gara di Misilmeri noi abbiamo mille motivazioni in più rispetto agli avversari e da un anno che inseguiamo questo sogno siamo a un passo, siamo a una vittoria da un obiettivo che ci siamo prefissati sin dall'inizio, senza nasconderci. Sapevamo che il campionato sarebbe stato un campionato difficile, pieno di insidie, pieno di avversari di livello, con organici importanti dopo quasi un decennio, e quindi abbiamo rispettato quelle che erano le aspettative. Sin dall'inizio ho sempre detto che questo era un campionato che si sarebbe deciso nelle ultime giornate, non pensavo all'ultimo, però avevo ragione. La posta in palio dunque è altissima, allora ti chiedo che aria si respira nello spogliatoio, come questa vigilia? Prima di parlare dello spogliatoio, esternamente c'è grande entusiasmo ed è giusto che sia così. Questo entusiasmo per noi deve essere una motivazione in più, non abbiamo preparato nessuna festa, anche perché abbiamo ancora una Serie D da conquistare. La festa la faremo dopo con un'eventuale vittoria. E anche a Favara
grandi attese perché la squadra del Pro Favara ospita domani l'Enna per l'ultima partita di campionato, un incontro importante per definire la rosa delle squadre che parteciperanno ai play-off. Giuseppe Moscato ha sentito l'allenatore della Pro Favara, Gaetano Catalano. Ultima partita di campionato domani, che non vuol dire sicuramente ultima partita della stagione. Allo stadio comunale Bruccoleri di Favara la Pro Favara incontra l'Enna, seconda e terza forza del campionato. In palio c'è il passaggio ai play-off, ma ci potrebbero essere anche delle altre situazioni che comunque non vogliamo sicuramente commentare. L'importante è che la squadra della Pro Favara completi in bellezza l'eccellente campionato che ha portato avanti quest'anno, sempre ai vertici della classifica e sicuramente meritevole del prosieguo in campionato. Come al solito il sabato mattina ultimo allenamento di rifinitura da parte di mister Catalano per preparare al meglio la partita, ma ascoltiamolo. Ci accingiamo ad affrontare questa partita difficile, una partita importante per il nostro campionato, perché credo che abbiamo fatto una stagione importantissima. Arriviamo all'ultima partita consapevoli che ci manca un risultato positivo per raggiungere i playoff e andiamo a incontrare una squadra forte, una squadra che fino a una settimana fa, 2 settimane fa era prima in classifica con l'Agragas, e quindi sicuramente domani sarà una partita tosta, ma i ragazzi hanno lavorato bene durante la settimana, sono consapevoli che bisogna dare il massimo per raggiungere almeno l'obiettivo dei playoff. Una partita che vale una stagione, una bella stagione per la Pro Favara. Sì, vero, credo che da quando sono arrivato abbiamo fatto veramente un ottimo campionato sotto tutti i punti di vista, sotto l'aspetto del gioco, dei risultati. Credo che i ragazzi veramente hanno fatto tantissimo. In questo momento siamo tutti consapevoli di quello che abbiamo fatto ed è un peccato non poter raggiungere i playoff, e quindi dovremmo dare il massimo domani per raggiungere almeno questo obiettivo, che per noi è quello importante e quello che la società si era prefissata all'inizio stagione. I ragazzi sono carichi e sicuramente consapevoli dell'importante impegno. Sì, i ragazzi sono carichi, stanno bene, sappiamo tutti l'importanza della partita e ci siamo preparati bene queste settimane, come abbiamo fatto d'altronde tutte le altre settimane. Aspettiamo domani il fischio d'inizio e poi alla fine il campo dirà se siamo pronti per affrontare questi playoff. È inutile nasconderlo, le velleità sono quelle di proseguire in questa stagione e diciamo che i playoff sono veramente a portata di mano. Sì, il nostro obiettivo è quello di continuare, non vogliamo restare con l'amaro in bocca, perché credo che ce li siamo meritati sul campo per tutto quello che abbiamo fatto fino adesso, e quindi noi siamo abbastanza positivi. Sappiamo però che di fronte abbiamo una squadra forte, una squadra importante che cercherà in tutti i modi di metterci in difficoltà, però giochiamo in casa e credo che dobbiamo dare di più di quello che abbiamo dato fino adesso per poter raggiungere questo obiettivo. Lei, come al solito, dice domani sceglierò gli uomini da mandare in campo. La rosa è al completo? Sì, stanno tutti bene, sono al completo, come dico sempre, perché anche io ho delle difficoltà a fare delle scelte, perché i ragazzi meritano tutti di giocare. Come al solito domani mattina poi deciderò chi mandare in campo. Vi dicevamo nei titoli match importantissimi, anche Rimini Fortitudo è l'altro incontro importante domani, perché in caso di vittoria potrebbe attraverso i playoff dare la possibilità alla Fortitudo di raggiungere la serie superiore, il servizio. La Fortitudo Agrigento incontrerà domenica la squadra del Rimini per il primato. È tempo di scontri al vertice per la squadra agrigentina, prima a pari merito nel girone bianco della fase a orologio insieme a Rimini, avversaria che incontrerà appunto in trasferta domenica alle ore 19 al Palasport Flaminio. La squadra del Coacci Cagnardi arriva da 2 vittorie consecutive, l'ultima al Pala Moncada battendo la squadra del Nardò.
Rimini arriva da una sconfitta casalinga contro il Latina e la vittoria a Trapani. Anche per la squadra allenata da Mattia Ferrari è un banco di prova importante, con la Fortitudo Agrigento pronta a confermarsi anche in trasferta e mettere un piede nella griglia dei play-off. Chi vince infatti salirà al primo posto del girone in solitaria, e ricordiamo che 4 squadre su 6 approderanno ai play-off. Tiene alta l'attenzione il coach Davis Cagnardi, che non vuole perdere questa occasione, affermando come prosegue la nostra corsa con la trasferta a Rimini, campo tra i più caldi della categoria e squadra che gioca con la forte identità tecnica costituita con capacità e competenza dal coach Mattia Ferrari. E noi vi ringraziamo per aver seguito il nostro telegiornale che termina qui. Vi annunciamo che proprio subito dopo la sigla del nostro telegiornale andrà in onda una nuova puntata de Il Mestiere Artigiano, che è stata realizzata in collaborazione con Confartigianato, e anche in questo caso sarà interessante e ricca di spunti da non perdere. A tutti, appuntamento alle prossime edizioni con TV Notizie, che torna lunedì. Buon weekend a tutti voi.